Romane capitolo 12. E dovere verso Dio. Dio ha mostrato tutto l'amore suo per noi, e proprio per questo voglio spunzionare ognuno di voi, che siete frate mie, a fare un'offerta voi stessi innanzi a Dio, come un sacrificio alla vita vostra, che voi ha dedicato a essa, e assai azzietto innanzi a essa. E questo chi è il sacrificio vero che vi fa innanzi a essa. Non vi accordate mai con quello che pensa tutta la gente di questo mondo. Lasciate per me, ci fa cagnare a Dio, e cagnate a capo la vita vostra, perché solo così capirete meglio quale è volere Dio, e capirete una volta per sempre tutto quello che è buono, tutto quello che piace a Dio, e tutto quello che è perfetto. A umiltà e a carità in da comunità. Perché la razza che è stata data a me, riga ognuno di voi, non vi mettete mai a spaccugnare e chiudere tutto quello che è giusto. Mettetevi pure a spaccugnare a me, tenendo sempre conto di tutta quella fede che Dio ha dato a ognuno di voi. Perché, come rindano un corpo ci stanno parecchie parti, tutte quelle parti non fanno tutto quanto la stessa cosa. E la stessa cosa succede pure a noi. Che pure se siamo parecchi, noi facciamo un corpo solo rinda a Gesù Cristo e siamo uniti a tutte le lato, proprio come tutte le parti stanno unite rinda un corpo solo. E perché la capacità che Dio ha dato a noi, ognuno di noi tiene un reale riversa. Se uno ha avuto reale essere un profeta, facesse conoscere che la parola di Dio con una forza della fede sua, che ha avuto chi reale aiutare all'altro, aiutarsi a tutto il lato, che ha avuto reale fa imparare la gente, a lezionarsi la gente, chi tiene reale spunzonarsi chi era qualcosa all'altro, o facesse con champagnerie, chi sta a capo in una chiesa, o facesse con affigenze, e chi fa opere bene, o facesse con priezza. A carità. L'amore vostro fosse sempre franco e sincero, arrasato da ogni sorta di infamità, attaccatevi bene con fermezza, volitevi bene assai l'uno con l'altro, come se fosse tanta frate. Campate sempre in dall'accortenza, apprezzatevi l'uno con l'altro. Non vi dimostrate chi ne musciarieri in dall'amore e Dio, servite sempre il Signore. Campate sempre in dall'aria, in dalla speranza, comportatevi sempre chi ne pazienza, in le sofferenze e in le trafiggerie. Priate sempre in tutti i momenti. Aiutate i frati vostri che hanno bisogno di voi e cercate di accogliere buono quello che vengono in da casa vostra. Benedicite tutti quelli che vi inquietano, benedicite e non maledicite. Arrecreate con tutti quelli che stanno in da priezza, chiagnite con quelli che chiagnano. Accordatevi sempre con tutto quanto. Non correte mai appresso a tutte le maniere a grandezze, chiedete invece, mezzo a quelle cose piccerelle. Non vi apprezzate mai più e tutte quelle che siete. Non rendite nessuno male per male. Sforzatevi di fare bene a tutti gli uomini. E se ne siete capaci, per quanto questa cosa viene a voi, campate sempre in pace con tutta la gente. Non vi facete giustizia voi stessi, frate miei. Lasciate invece che ci pensasse Dio a buttare la collera sua in gola all'altra. Perché in la Bibbia sta scritto: a tocca solo a me mi venne qua. Perché se solo i chili da raggio non giorno ognuno compensa che avrà a dice il Signore. Anzi, se un amico si muore fame, tu ralla pure a mangiare, e se si muore secco, tu ralla pure a bere. Facendo così, tu accucchierai assai gravuna appicciata in coppa a capo soia. Non te la sa vincere un male, abbiggia invece un male, cuo bene.